Dobbiamo, come giunta regionale, come Consiglio regionale del Veneto, dire che serve una certa quantità di fondi da quantizzare, da non fare gli stessi errori che abbiamo fatto essenzialmente sull'alluvione di 2 anni fa, e dare una sorta di sicurezza agli amministratori, perché se il campanile cade o se la chiesa viene toccata o se ci sono degli sfollati, noi sappiamo che per quel tipo di problematica c'è un fondo specificatamente individuato, prendendo dei fondi europei, prendendo dei fondi nazionali, prendendo dei fondi regionali, e che serve specificatamente all'emergenza terremoto per quanto riguarda la pianura padana, in questo caso il Polesine e le parti che attorno al Polesine. Ecco, questa vuol dire dare sicurezza agli amministratori, dare sicurezza alla gente, dare sicurezza a tutte quelle realtà che in maniera forte o meno forte sono state colpite dal sisma. Uscire da un'ottica di emergenza e di spot e fare una programmazione significa dare sicurezza, ripeto, sicurezza, dare certezze e dare sicurezza. Se si fa questa operazione probabilmente riusciremo anche a spendere poco e a spendere bene. Se si fa invece un'azione a spot ogni volta, andando di qua, andando di là con i singoli politici, alla fine faremo la fine del Belice o di altre realtà che francamente non sono sicuramente l'esempio per la gestione oculata di emergenze di questo tipo.